ora parliamo del caso della nave Alan Kurdi, l'imbarcazione della ONG tedesca Sea con 64 migranti a bordo. Si trova al limite delle acque territoriali a 12 miglia da Lampedusa. Ci riferisce in diretta l'inviato Vittorio Romano. Vittorio. La Alan Kurdi, la nave dell'ONG tedesca Sea, si trova tra i 12 e i 15 miglia a largo di Lampedusa. Non sta entrando nelle acque territoriali italiane, obbedisce quindi all'ordine impartito dal Viminale sulla base di una direttiva che definisce l'eventuale ingresso una minaccia alla sicurezza. Ieri la Farnesina aveva sollecitato l'intervento della Germania. La nave batte bandiera infatti tedesca e un portavoce del ministro dell'Interno poco fa ha risposto: Berlino ha sempre fatto la sua parte, si auspica una soluzione condivisa in Europa, ma la nave deve attraccare nel porto più sicuro, più vicino, il porto sicuro, e da Bruxelles dicono che stiamo seguendo il caso, anche se serve una cabina di regia comune. A bordo, ricordiamo, ci sono 64 migranti, 12 donne e 2 bambini sono stati soccorsi mercoledì a largo di Zuara in Libia. A preoccupare è soprattutto il meteo. Come vedete sta piovendo, il mare è molto mosso e ci sono onde alte circa 1,5 metri. Da bordo ribadiscono la richiesta di un porto sicuro il prima possibile. Da Lampedusa è tutto, la linea può tornare allo studio.